E insomma, profilattici, prof, bene? No, ora andiamo a ruota libera, può anche darsi che qualche preservativo ci scappi, non è detto. Però, io rimarrei comunque sul sesso, così. Sì, perché ho visto una cosa lì, sì, vediamo se risponde, perché, insomma, a me piacerebbe rispondesse, perché quando chiami e la ti risponde, insomma, sono soddisfazioni. Attenta alla pannocchia! No, non c'è nulla. Dunque, Dio mio. O c'è o non c'è, capito? Sì, vai sempre cercandola e poi magari non c'è. Vedi? Non la trovi. Ma che cosa direte voi? Indovina un po'? Bravi, avete indovinato. La cerchi sempre. Una volta la trovi, a volte non la trovi. Questa volta non l'ho trovata, pensate. Questa signora si chiamava Fietta. Oh, peccato, la Fietta non c'è. Va bene, non importa. Se ci manca la Fietta si va a cercare qualche Fiona, d'accordo? Sì. Peccato, perché Fietta proprio, no, voglio dire, non so se mi spiego, mi sono spiegato. Dunque, vediamo un po', sì. Beh, questo numero finisce... No, finiva con 69 questo numero, perché mi dice no? Vabbè, non importa. No. No. Telecom Italia. No, ho preso solo la linea cretina integrale. Oh, ma guarda un po' te. Ho preso la linea e basta, E che ho fatto di male nella mia vita? Dunque, vabbè, facciamo questo numero qui. Rientriamo sempre nell'argomento. Sì, che poi quello che mi fa ridere è anche la località, che poi alla fine sì, come dire, deve essere una frazione. No dai, possibile le figlie ci siano oggi, Pronto? Ah, pronto signora Figoni? Sì. Ah, buongiorno, lei sta a Fighella, vero? Lei deve essere proprio un deficiente di natura, ha la faccia da vecchio, ce l'ha la voce, dunque lei deve essere proprio un cretino di nascita. Ma guardi che, se è lei che si chiama Figoni, ma scusa, abbi pazienza, la signora Figoni sta a Fighella, scusa, ma che ci posso fare? Ma davvero c'ho la voce da vecchio, ragazzi? No, non mi dite così, non credo. No, ho la voce da vecchio, che vuol dire? C'è la voce da uomo, vecchio, ma che lo so io? La Figoni, ma scusa, si chiama Figoni, sta a Fighella. E che ne so io? Non ho detto niente. Ha sentito cosa mi ha detto? Incredibile. Vabbè, non risponde più. La Fietta non c'è. La Figoni, proprio, le malate. Ma per carità di Dio, magari la si attacca a che cosa, no? Va bene, d'accordo. Via. Sì, andiamo oltre. Ma guarda te questa gente. Io mi preoccupo che ho una voce da vecchio. No, a me mi preoccupo. Ma insomma, non mi sembra una voce normale, una voce di una persona, di un essere umano, di sesso maschile. Io ho fatto un numero nel frattempo, io non vorrei dirlo, ma manca la cosa? Non lo so. Questo qui? Ma proviamo? Figurati te. Oddio, via su, forza. Mi fanno perdere anche tempo. Vero? Sì. Facciamo questo, sì. Vai. Ok. Sì. Ma è roba da pazzi. Prima ho trovato tutti nella prima parte e... ecco, tutti uomini. Pronto? Pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Filippa. C'è sua moglie. C'è la moglie di Filippa? Sì. La moglie di Filippa? Sì. Mi passi la moglie di Filippa? Ok, va bene. Sì, va bene. La moglie di Filippa. Lei è il figlio?
Deve essere il figlio di Filippa. Pronto? Pronto, buongiorno. Ma lei è la moglie di Filippa? Sì. Ah, ho capito, ho capito. Perché lei chi è? Perché qui, insomma, sono rimasto un po' stranito, Scusi, ma lei un chi po' è? dubbioso, perché, dico, c'è Filippa, dice, no, c'è sua moglie. Ma vabbè, è la moglie di Filippa, ma cos'è? Ma quello che mi ha risposto prima chi era? Vostro figlio? Sì, E come avete fatto a farlo, scusi, Da chi si è fatta inseminare, lei o sua moglie? La Filippa o lei? sì, Cioè, lei è la moglie di Filippa? sì. Ho capito. E No, lei no, no, chi è, scusi? no, io sono un raccatta lesbiche. Chi? Sono un raccatta lesbiche, devo passare lì, c'è la Piacani, c'è il raccatta lesbiche, insomma, devo venire lì a raccattare un po' di roba, cioè, volevo una conferma. Quindi lei è la moglie di Filippa e insomma si raccatterà Il tutte. telefono è sotto controllo. È sotto controllo? Sì. Ho capito, mi fa molto piacere. Provi a toglierlo da sotto e lo metta sopra, che si sente Sì, meglio. va bene. Sì, va bene? Questo lo dico per lei. Sì, no, ma guardi, noi raccatta lesbiche siamo abituati a questo, non c'è nessun problema. Lei va è bene. bugiarda, lei è la moglie di Filippa, ma cosa, va mi, vuol bene, dare, cosa mi vuol dare da tanto- bere a me? Lei è la moglie di Filippa, ma come si permette di darmi, cioè di infinocchiarmi con il telefono sotto controllo che lei non ha? No, invece io ce l'ho sotto controllo. Perché, signora? Ma perché non glielo dica lei? Ah, perché? Perché forse siete una famiglia di... Sì, lei con quello che dice. Siete una famiglia di criminali e quindi va bene. vi hanno messo il telefono sotto controllo, è così? Sì, certo. Ma senta, ma sua moglie, cioè come fate a fare l'amore? Cioè, vi leccate, insomma, no? La moglie di Filippa. Ragazzi, abbiamo la moglie, io ci ho capito. Via, andiamo via, leviamoci da questa. Mamma mia, raccatta lesbica. Il raccatta lesbica. Vabbè, sì. So. Sì. Vabbè, andiamo. Qui. Che lei. Vabbè, che ti devo dire? No, questa è una scoperta. La moglie di Filippa, che poi, vabbè, con Filippa, va bene, d'accordo, dai, con Filippa. Va bene, però vi siete anche sposate, addirittura, ma guarda, poi io, in Olanda, dove? Sì. Ma cos'è? Qui c'è nessuno? Vabbè, non importa, tanto che ho notato che molto spesso rispondono i maschi qui, però, al telefono, molto spesso, sì, basta. Ragazzi, non è cosa da tutti i giorni trovare la moglie di Filippa, scusate se ve lo dico, sì, io credo che sia una bella scoperta, la moglie di Filippa. Bah, andiamo avanti, sì, noi andiamo avanti, però sono ancora sconvolto, Dio mio! Sono le raccatta lesbiche, va bene, deve essere un bel lavorino. No, insomma, andiamo avanti così di molto? Sai, la gente c'è, la gente non c'è, e quando c'è... C'hanno delle storie strane, Vai. Eccolo qui. One by one. Ecco fatto questo numero. Chissà se risponderà a qualcuno. Io mi domando se risponderà a qualcuno. Risponderà sì? Risponderà no? Boh, non lo so. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Senta, Aristide in casa? Chi parla? Eccola. Devo parlare con Aristide. No, ora me lo dice. Ora me lo sento che me lo dice. Beh, mi può passare Aristide? Ma chi parla? Beh, io sono Palmiro. Palmiro? Palmiro, sì. Ma Aristide me lo può passare per favore o no? Mi dica anche il cognome. Sì, mi dice quante volte la va a cagare lei ogni giorno, signora, ma che mi piglia per il culo? Io che ho solo chiesto di Aristide. Mi dica, Aristide è morto, è al cimitero. Me lo dica, avanti, avanti, su, me lo dica. E invece di farla così lunga. E come si chiama di cognome? Me lo dica, su. Signora? Non me lo dice? Tanto l'ho capito, signora, l'ho capito da me, ma me lo dica almeno. Cosa mi fa tutte le domande?
Che siamo a chi vuole essere milionario? Miliardi meno sordi. Signora, quanto ho vinto? Ho indovinato? Quanto ho vinto, signora? Una bella merda ha vinto. Ah, beh, guarda, è già qualcosa, perché è meglio di nulla. Meglio di nulla anche la merda, lei mi insegna. Giusto? Beh, si vede che ho indovinato, allora, guardi, allora, chiudiamo il discorso e non se ne parli più. Perché lei è molto antipatica, devo dire, è molto antipatica. E lei è molto scortese. Sì, io sono molto scortese quanto lei è molto antipatica. Io sono uno scortese simpatico, lei è un'antipatica antipatica. Insomma, c'è una bella differenza, no? Signora? Ma almeno parli, se no riattacchi, o parla... Attacchi lei, cioè ha No, no. telefonato qua per rompere i coglioni e poi... Appunto, i coglioni a chi? A me. Ah, bel frasario di una signora che non ce li ha nemmeno coglioni e parla di avere i coglioni. Senta signora, parli, mi dica, io non riattacco perché io voglio capire se ho detto giusto o ho sbagliato. Cioè, lei mi deve dire, Aristide, guarda, io posso aver sbagliato Aristide e magari cercavo un altro vivo e questo magari non lo è più, ma me lo dica fin dall'inizio, insomma. Non lasci tutto nel dubbio e capisci? Ma io vorrei sapere innanzitutto chi è lei, per chiamare e cercare. E cercare, ma lei che lavoro fa? Lei cosa ne frega? Non lo so, lavora di giorno o di notte? Ho indovinato anche questa, andava via. E allora, va a dire, ma perché devono essere così omertosi? Sono omertosi. Io voglio sapere, Aristide, è chiaro che uno che si chiama Aristide difficilmente può essere vivo, però, insomma, me lo dica subito, cosa c'è bisogno di sapere chi sono? Me lo dica, forse è sbagliato perché Aristide purtroppo non c'è più, ci vuole tanto. No, ti fanno il terzo grado, capito? E questo non mi va bene, non mi va. Ma cosa ho vinto? Una bella merda, sì. Che c'è? Oh, Informazione gratuita. la vuole lei la bella merda? Numero da lei selezionato. Sì, la do a lei, dai, poverina, c'ha tanto bisogno, Senti, io andrei da uno che sicuramente, cioè, che ha un nome per cui secondo me potrebbe ancora essere vivo, anche se no poi qui tutti morti, cioè, tutti, ogni tanto gli uomini, vero? Però in questo posto di solito rispondono gli uomini, ma le donne sono anche peggio. No, comunque. Informazione gratuita. Che c'è? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma come inesistente? Oh, mamma mia. Non se ne... Andiamo qui. Sta gente, ragazzi, proprio, Prima è tutto la moglie di Filippa. Poi Aristide, che non si sa, questo ti fa il quiz e poi ti fa vincere la merda. Ma guarda, Rosa. Simpatico, no, io simpatico, lei antipatica, però io scortese, lei invece sboccata perché ha detto rompe coglioni, ma come coglioni? Dire coglioni, i coglioni in bocca a una donna ci stanno benissimo, purché non li morda. Oddio, li può anche mordicchiare, un po' appena, un po', ma non tanto. Sì, no, vanno bene. Sì, poi gli dona, un giorno mi dilungherò anche su queste cose, in G sesso. Non c'è. Sì, no. Vedi, non c'è, scusa, guarda un pochino, facciamo un altro, e se ne fa un altro, va via, che ci vorrà. No, perché in questa seconda parte abbiamo avuto delle rivelazioni, degli incontri veramente particolari. Sì. Raccatta lesbiche. Pronto, buongiorno, vorrei parlare con Ottorino. Glielo passo. Oh, meno male. Buongiorno. Ottorino è vivo? C'è? Pronto? Ottorino? Sì, Sì. non conosco la voce. No, ma io ho Ottorino. Ottorino? Sì, E tu che hai? come che ho? Io ho Torino, tu che hai? Ottorino. Ho Torino. Anche tu hai Torino? Cazzo, è un doppione, cielo. Dica.
No, mi serviva, che so, o Milano, o No, Roma, scusi, mi mancano, Non capisco, cosa qui è una famiglia, Sì, sì, lo so, siccome faccio la collezione, c'è l'album, sono iscritto all'album. Sì. Ha capito? No, non ho capito cosa intende. No, sono il dottore. Sono iscritto all'album. Le figurine dei dottori, dell'ordine dei medici. No, ma guardi, ma Quelli con le palle, no? lei chi cerca, scusi? Un bello stemma. Lei chi cerca, scusi? Ottorino. E poi? E poi, no, cerco solo Ottorino. E basta. Solo il nome? Sì, il nome, mi hanno dato il nome. Mi hanno detto che lei è affetto da una rarissima sindrome. No. Sì. No. È una sindrome di cui la persona non si accorge, ma ce l'ha. No, guardi. Lei non si rende conto, ma quando va per la strada, Sì. lei emana un odore molto sgradevole e che sente, è la sindrome della merda. Oh sì? Sì, è cosiddetta perché Scusi, guardi, lei non può accorgersene, lei non può accorgersene perché la produce anche dal naso, per cui è abituata. Pronto, Torino! C'è da chiamarlo, Torino, la sindrome merdosa. Che schifo! Ma cosa mi viene in mente? Mamma mia! Cioè, proprio tutto, io lascio andare la festa, no? Sempre merda, figa, cazzo. Pronto? Ottorino? Sì. È sempre lei? Sì. Ecco, appunto, no, guardi, io sono un medico davvero, Faccio parte dell'ordine, sì. Ordini superiori. Senta, le volevo dire, guardi, che si può ovviare, perché lei non si è accorto che tutti la scansano? Ma guardi, lei sbaglia persona. Ma no, signor Ottorino, lei non si è accorto che quando passa lei la gente si fa da parte? No. Invece sì, se ne deve accorgere perché lei non si rende conto, ma puzza di merda da capo a piedi. Vabbè, guardi, lascio per cortesia, basta. Sono i pori, signor Ottorino. No, bisogna... guardi, scusi, buongiorno. Abbiamo come si può fare qualcosa per la sua sindrome? No, si può fare qualcosa? No. Ma veramente? Lei che ha profumo di viola. Ma dove... Ottorino, richiamiamo Ottorino, ma solo per un salutino, via, simpatico Ottorino, poverino, mi ha dato una rivelazione, infatti, ma che rivelazione, hanno fatto le rivelazioni oggi, c'è la moglie di Filippa. Ottorino! Non c'è, ha sbagliato numero. Ah, davvero? Sì. Ma che ha anche il telefono sotto controllo? Il telefono sotto controllo? Sì, c'ha anche le mutande fisciose? No, me lo dica, così io prendo nota. Scusi, ma... Le mestruazioni? Con chi parlo? Sì, no, io sono il medico di Ottorino. No, non è il medico di Ottorino. Sì, no, ma il medico ormai sta perché la sindrome che ha Ottorino è una sindrome molto particolare, la sindrome della merda, cioè lui emana un puzzo molto, specialmente all'esterno, non in casa, ma quando esce fuori con allora, l'aria. Se abbiamo il numero di telefono controllato, io faccio... Ah, il numero di telefono controllato? Sì, e quindi... Sì? Ma guarda, sono pochi quelli che non ce l'hanno, E quindi vediamo chi è lei e poi prendiamo provvedimenti. Signorina, posso chiedere un ultimo favore? Un favore. No, basta. Si tromba. Arrivederci. Si tromba, no. Il sondazzo, ma lo trovi anche su retegg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.